Ma soprattutto a 20 anni ti fai quella domanda a cui forse risponderai a 40. E ora che minchia faccio nella mia vita io? Cosa? E come ti rispondono tutti? Studia! Studia! Prenditi un diploma, prenditi un pezzo di carta, laureati! Perché oggi senza una laurea non si va da nessuna parte! Oggi senza una laurea non si va da nessuna parte. Ma che è diventato un passaporto questa laurea? Cos'è diventato? Va bene. Facciamo così. Noi non ci vogliamo laureare, va bene? Non ci vogliamo laureare. Anche perché oggi c'è laurea, master, contromaster, specialistica, controspecialistica. Perché cosa? Arrivare a 30 anni disoccupati? Tanto vale che ci cominciamo già da adesso, insomma. Così a 30 anni saremo disoccupati ma con più esperienza, noi lo so, che sono 10 anni, lo so. Che poi che cosa dovremmo scegliere? Lettere classiche? In cui ci fanno studiare il greco e il latino perché sono lingue morte? Noi che ci dobbiamo fare? L'autopsia? Boh. Si capisce? Non si Vabbè, capisce? facciamo finta che scegliamo una facoltà, va bene? Scegliamo medicina, ma prima di entrare dobbiamo superare i test d'ammissione. Avanti ragazzi, cioè, oggi per entrare all'università devi fare dei test assurdi, cioè tu oggi per entrare all'università devi rispondere a delle domande, io per entrare a medicina devo sapere chi ha segnato a calcetto nel 1929 a Nicolosi. Ma che ne so io, Ti mettono davanti queste domande assurde che tu leggi e tu stesso dici: ma da dove minchia ci vengono tutte queste domande? Ma che ne so? Allora, noi abbiamo raccolto le domande più assurde, realmente esistite, non stiamo scherzando, non ci stiamo inventando nulla. Domande di questo genere. Dove si trova il monte Cocuzzo? Che cocuzzo ne so io? Quando prende il treno, Carlo, arriva sempre in ritardo a destinazione. Indica quale delle seguenti affermazioni può essere riferita alla frase precedente. Che già uno solo dalla domanda dice: ma in che senso? Ma com'è? Ma chi si legge al contrario, si legge al contrario. Rileggiamola perché non l'abbiamo capita. Quando prende il treno, Carlo arriva sempre in ritardo a destinazione. Indica quale delle seguenti affermazioni può essere riferita alla frase precedente. Sì. A. Carlo ha preso il treno, quindi è arrivato in ritardo. B. Carlo non ha preso il treno, quindi non è arrivato in ritardo. C. Carlo ha preso il treno, quindi è arrivato in orario. Se permettete la D, gliela aggiungo io che... Carlo! Ma una macchina quando minchia te la compri, Carlo? Vive 20 anni! Yeah!